I valori storici e culturali di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, il servizio di Maria Grazia Castellana. Agrigento 2025 è dichiarata capitale della cultura italiana, un decreto assolutamente inderogabile. Ma Agrigento è da sempre capitale della cultura, per la sua storia, per la sua monumentalità, per i suoi grandi letterati. Certo, è un riconoscimento dovuto e storicamente superiore. È un motivo di soddisfazione. Ma già, la nostra città è stata punto di riferimento culturale da diversi secoli. Infatti, Agrigento è stata sempre una tappa dei famosi Grand Tours di scrittori, poeti e archeologi di tutta Europa, a partire dal Settecento. Basti pensare a Goethe, ad Hardcastle, a Maupassant, per avere una precisa dimensione dell'essere Agrigento città di cultura, per fondamentali motivi. Intanto la sua potenza archeologica, con la mitica Valle dei Templi, sicuramente tra i tesori archeologici più rilevanti al mondo, seconda solo alla cultura greca. Agrigento, primo riferimento fondamentale della Magna Grecia. E poi per la struttura araba del suo centro storico. E poi le chiese di vario stile, neoclassico, barocco, con spunti liberty in diverse zone. E la forza enorme del suo essere terra di scrittori e di pensiero. Una terra di una città e della sua provincia, con lo psicologismo universale di Pirandello, maestro del teatro mondiale, con la visione storica malinconica di Tomasi di Lampedusa con il suo Gattopardo, tra Palma di Montechiaro e Santa Margherita di Belice. E ancora con la razionalità e il pessimismo della ragione di Leonardo Sciascia da Racalmuto, e con la forte identità siculo-siciliana, girgentana e empedoclina di Andrea Camilleri. Poche città, con le proprie province, hanno questa forza di architetture e di pensieri. Ecco le ragioni per cui Agrigento è capitale italiana della cultura. Non per un decreto ministeriale, che pure ha il suo valore, ma soprattutto perché si innalza al di sopra della storia della Sicilia e della nazione italiana. È dunque questo il bagaglio storico-culturale che dà spirito e anima culturali alla nostra terra. Riaffermarlo è oggi fondamentale, ma il valore storico è universale ed eterno. Agrigento, capitale della cultura, da sempre e per sempre. Agrigento da sempre, vecchie case e balconi, coi ricordi riporta, principati e blasoni. Agrigento da sempre, coi rioni e quartieri,